Un giorno atteso da tempo, la posa della prima pietra per realizzare la radioterapia al San Giovanni di Dio di Agrigento, alla presenza dell'assessore regionale alla sanità Lucia Borsellino. Proprio qualche giorno fa la conclusione dell'iter burocratico alla Regione per il via libera al reparto che dovrebbe chiudere una volta per tutte la triste pagina dei viaggi della speranza. Abbiamo attivato un percorso per l'ammodernamento del parco tecnologico del sistema sanitario e grazie a un utilizzo efficiente delle risorse comunitarie siamo riusciti a dare massima copertura a tutti i territori e quindi anche di questa provincia. L'avere qui la possibilità di un'alta tecnologia per la cura delle patologie tumorali è sicuramente una risorsa straordinaria per il servizio sanitario di questo territorio, in quanto consente ai pazienti anche di non trasferirsi per la radioterapia da una provincia all'altra prima che addirittura ad un'altra regione. Quindi per noi è fondamentale che questi lavori vengano conclusi nel più breve tempo possibile e si possa dare una concreta e reale risposta al territorio. Quindi questo appuntamento ne richiama anche un altro che sarà la posa dell'ultima pietra e sarò molto contenta di poter anche in quel caso suggellare l'inizio di un'attività assolutamente qualificante per gli operatori che lavorano in questo settore, ma soprattutto per i cittadini. Ma quella di oggi è anche una particolare giornata per la sanità agrigentina, per altri importanti traguardi raggiunti, tra cui il nuovo pronto soccorso all'ospedale Parlapiano di Ribera. È il primo pronto soccorso che noi stiamo inaugurando messo a norma. Purtroppo per delle pastoie burocratiche da tempo non veniva aperto e quindi i cittadini non lo potevano utilizzare. Oggi Ribera è il primo, seguirà a ruota Licata e anche Agrigento. Agrigento speriamo entro 180 giorni di finire l'opera, la stessa cosa su Licata, e dopodiché abbiamo commissionato la nuova camera calda per Sciacca, per cui per Sciacca, e alla fine ci sarà anche l'intervento risolutivo su Canicattì che ha una situazione un po' diversa. Grande soddisfazione ha espresso il deputato regionale, l'onorevole Michele Cimino, per la visita dell'assessore Borsellino ad Agrigento. Momento importante che avvia la riqualificazione del servizio sanitario nella nostra provincia, realizzando un servizio che eviterà ai pazienti di rivolgersi a strutture fuori la provincia.